troviamo sul Colle di San Rocco a Ceneda di Vittorio Veneto per un anniversario importante. Da 70 anni la sezione ANA di Vittorio Veneto celebra Maria, Madre degli Alpini. È con piacere che sono qua, che siamo saliti quassù su questo colle per un momento importantissimo. Qui c'è parte della nostra storia, della nostra memoria, del nostro vivere anche quotidiano e siamo venuti a onorare e a pregare la Madonna come Madre degli Alpini, come nostra protettrice, come sempre del resto facciamo in ogni situazione, soprattutto quelle più delicate, e oggi abbiamo soprattutto implorato la pace di cui abbiamo tanto bisogno. Un sacello, quello che porta all'interno questa statua della Madonna, che ha una storia interessante, lunga 70 anni. Sì, ed è un plauso che voglio rivolgere a chi ha avuto questa brillante iniziativa. Con noi oggi c'è Pupo Fioravante Piccin, emerito consigliere nazionale della nostra sezione, che ha sostanzialmente contribuito a questo progetto ed è stato portato avanti nel tempo. Qui è stato luogo anche appunto di raccolta, di preghiera, anche di celebrazioni annuali, fin tanto che abbiamo potuto salire quassù. Ora lo facciamo, lo celebriamo diversamente, ma non potevamo mancare oggi. Qua ecco, è un luogo molto importante, ma non solo per noi alpini, ma per la storia anche dei vittoriesi. Abbiamo sentito l'assessore nel suo saluto, nel suo pensiero, ricordare anche come da giovani salivano qua per guardare al loro mondo, al loro futuro, per realizzare anche le aspirazioni dei loro cuori, dei loro sentimenti. Assessore, oggi una bella cerimonia, i 70 anni di Maria, Madre degli Alpini, in un luogo iconico a Ceneda. Iconico per tutti i vittoriesi, soprattutto per i cenedesi come me. Per me questo luogo, il Tempio di San Rocco, ma anche il Sacello della Madonna, è un luogo familiare. Si viene a fare la passeggiata, si viene a prendere il fresco la sera, è un luogo dove si ammira dall'alto Vittorio Veneto. Quindi ringrazio veramente gli alpini di cuore di averci invitato come amministrazione comunale a questo evento e la famiglia Bezzo che ci ospita. Io sono qui come alpino della sezione vittoriese, ma anche per la prima volta anche nella mia vita una cerimonia che viene anche officiata a casa mia. Infatti sono comproprietario di questo luogo dove appunto custodiamo da 70 anni la Madonna, la Madre degli Alpini, che era prima ubicata qui all'interno dove ci troviamo adesso nel piazzale. C'era un capitello che è poi stato spostato negli anni 80 dove si trova ora nel sacello appunto fuori, in modo che poi tutti i viandanti, chi passa e anche gli alpini possano appunto mirarla e fare una preghiera. E oggi 70esimo appunto l'occasione per ricordare questo, per ricordare la Madre degli Alpini appunto che ci guidi e ci conduca negli anni a venire. Qual è il valore storico di questo luogo? Per noi il valore storico del Sacello è molto importante perché in esso è racchiuso tutto lo spirito dell'alpinità della sezione ANA di Vittorio Veneto. È stato voluto dall'allora presidente commendator Aldo Marinotti, l'abbiamo mantenuto sempre in uno stato accettabile, più che accettabile, e continueremo ancora nel futuro con le forze che ci rimangono a mantenere questo luogo caro alla memoria degli alpini vittoriesi. Una celebrazione partecipata che poi ha avuto anche la celebrazione della Santa Messa.
sì, partecipata dalle nostre componenti sezionali e di gruppo alpine, ma non solo, ma anche dalle altre associazioni d'Arma della Consulta di Vittorio Veneto, con presidenti e autorità, con rappresentanti delle amministrazioni locali a noi con Termini di Vittorio Veneto, e insomma un bel vivere oggi questo momento significativo. Io ringrazio tutti. Ringrazio soprattutto perché si è riversato qua la nostra assenza, il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere. Abbiamo anche appunto invocato la Madonna perché il futuro sia migliore di quello che stiamo vivendo. Abbiamo ringraziato la famiglia Bezzo che conserva questo luogo e qua lo vive quotidianamente. Ed è con l'auspicio comunque che noi guardiamo al futuro, l'auspicio soprattutto rivolto anche ai nostri giovani, l'ho detto nel mio saluto, perché trovino le vie per realizzare la loro vita, se stessi, nel segno della pace, della collaborazione e della fratellanza.